Fricano tiene il pallone in campo alzando questo campanile in direzione di Fontana, tacco intelligente a cercare d'acquisto però il mancino, il numero 11, primo mezzo squillo del Bagheria, palla larga del Bagheria, palla in verticale per Fontana che vince il duello con Gaio in area di rigore. Fontana resiste alla carica di Gaio, riesce comunque a calciare alla fine. L'ultima parola ce l'ha sempre Fabio Gaio. Sempre Pellegrino stavolta da sinistra Serio, da destra lui al corner, palla stretta in mezzo, deviazione e poi Mendola sul secondo palo se la ritrova lì. Sono sicuramente il 7 e il 3. Pellegrino conti i passi, Serio con la rincorsa corta, vediamo chi va. Si muove Fricano, va Pellegrino con la parabola che scende, non abbastanza, è tutta sua questa. Rincorsa parallela al pallone, va Serio dritto in porta di collo pieno. Il vantaggio perché qui c'era fallo sul numero 9, porta palla Jack Serio, movimento di Mendola che va al cross sul secondo palo d'acquisto Sise e poi il tocco di Cirafici, palo, non entra questo pallone, palla ancora di Serio, calcia, decisivo di Acate, incredibile. Occhio anche proprio di Acate, Sannasardo e Graziani va a Passero, morbidissimo, troppo su Cirafici che ha un po' di campo per andare, palla limite d'acquisto, si gira, può creare un'opportunità, ancora Serio, ci va a vedere, si libera per il destro Jack Serio e la Minzise sbaglia tutto per il più classico gol dell'ex, ha segnato Jack Serio, la complicità di Lamin Sise, il Bagheria 911 in vantaggio. Candela, pressato, Arcoleo perde un altro brutto pallone, non è entrato per in partita Candela, Arcoleo dentro per Serio che mette il cross sul secondo palo, interessante, non arriva per un pizzico. Di prima di Nallo, la palla filtra, l'opportunità per Sacco che va al cross, troppo lungo per tutti. Fricano Pellegrino, si allontana Pellegrino, Fricano va allo schema, Mendola però torna da quella parte, palla è buona, per d'acquisto! Neri, monumentale! Alla che il campo a cercare Sacco un po' di spazio, Sacco va ad allargare bene per Sannasardo, posizione regolare, contro il 10 che va al pallone bassi, mezzo deviazione, calciango per il Piana che qui è ripartito benissimo, uno contro con Pellegrino, cross in mezzo al limite, Fricano in ritardo, la palla piomba su Sannasardo che prende il fondo, va al cross, secondo palo per Anassemian, di testa Pennisi sulla sua traversa, ha rischiato l'autocolpo e fallo in attacco. Passero, ancora a rimpallo, alla fine deve risolvere Amadou Sacco. Pallone perso in una zona sanguinosa, Serio, dribbling su Cina, si allarga, ce l'ha sul mancino, Serio prova a incrociare, pallone largo, altro corner da destra, Sannasardo a uscire verso Neri, Cina poi al volo, Anassemian dimenticato sul secondo palo, la mossa di Boncore, lo mette in campo e fa il gol del pareggio 1-1. Giù, poi Graziano apre di prima su Barbassa facendo un lavoro fondamentale da pivot Graziano, poi Candela, traversione sul secondo palo per Sannasardo, la palla lì, c'era fallo su Fricano che momentaneamente sta facendo il terzo perché uscì Cirafici, adesso sempre Candela a battere il corner, ancora contatti vistosissimi in aria come da tutta la partita, Candela in mezzo, Di Nallo ci mette il piede, stavolta sì, stavolta la colpisce bene, Federico Di Nallo allunga, in porta il 2-1, il Piana l'ha ribaltata. Pucci lì vicino a Pellegrino, vuole andare nel mucchio, in mezzo la girata da parte di Danilo Abate col sinistro, pallone alto, parte Pucci sul secondo palo, colpo di testa, decisione di Casciscia che anticipa l'avversario, poi può correre Sacco contro Pellegrino, non lo tenga velocissimo Sacco, ancora d'acquisto, Sacco fa tutto il campo, Sacco, Zummo ha fatto 70 metri di campo, Zummo decisivo, ma basta così, finisce a Licaoli, vince il Piana.